Il capo della polizia Gabrielli a Castrovillari per inaugurare la sede del commissariato dopo 20 anni di attesa. Al via in agosto i test sierologici per gli insegnanti. L'annuncio dell'assessore regionale all'istruzione Sandra Savaglio. L'avvocato dell'imprenditrice scomparsa aggiunge un nuovo particolare utile per le indagini. Per l'operazione imponimento emerge l'ospitalità di boss Regini nel resort costruito dall'ex assessore Stilitani. Task force anti-Covid dell'ASP di Cosenza ad Altilia per circoscrivere l'area del contagio, effettuati oltre 40 tamponi, pronta l'assunzione per 4 medici. È tutto pronto per la gara di nuoto nel lago Arvo domenica a Lorica. Domani terz'ultima giornata di Serie B, il Cosenza ospiterà il Pisa, il Crotone in trasferta a Livorno. Buonasera dalla redazione TG10, dunque in apertura la visita del capo della polizia Gabrielli a Castrovillari per inaugurare la sede del commissariato dopo 20 anni di attesa. Vediamo. Un'attesa durata 20 anni, quella del commissariato di pubblica sicurezza di Castrovillari, oggi diventa realtà con l'inaugurazione della nuova sede in via 20 settembre di fronte all'ex tribunale, alla presenza del capo di polizia Franco Gabrielli, del prefetto di Cosenza Cinzia Guercio, del questore della provincia di Cosenza Giovanna Petrocca, del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, del vicequestore Leonardo Papaleo, del sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, di autorità civili e militari. Dottore, una bella struttura attesa da 20 anni e adesso però deve essere rinforzata da uomini e mezzi, dal momento che insomma loro sono su 38 comuni. Ecco, cosa fare? Faticosamente stiamo risalendo la china, abbiamo negli ultimi 2 anni la provincia di Cosenza ha avuto quasi 90 unità di trasferimenti in questa sede. Ovviamente a volte i trasferimenti non riescono a compensare le uscite, ma ripeto, queste sono sono le risorse di cui disponiamo. Il commissariato di Castrovillari vanta una giurisdizione di 39 comuni, ricompresi tra Laino, Tarsia e la fascia ionica della Sibaritide, da Castano allo Ionio a Rocca Imperiale, con una popolazione residente di circa 128.000 abitanti. Oggi la nuova sede, già operativa, moderna, ideata e realizzata con le caratteristiche consone per un ufficio di polizia, ha bisogno di uomini e mezzi per coprire con maggiore incisività i 39 comuni. Ma io credo che quello che un prefetto debba sottolineare è che la presenza dello Stato c'è. Certo, sapete benissimo quali sono purtroppo le restrizioni, gli organici delle forze di polizia, gli organici della magistratura, ma questo non è un alibi, non l'abbiamo mai accettato come alibi per non far sentire la presenza dello Stato in un territorio molto particolare come quello della Calabria. Una giornata pregna di significati. A ricordare anche alcuni agenti caduti nell'espletamento del loro servizio, hanno sottolineato nei vari interventi, così come pure il vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino. Infatti la sala riunioni del commissariato di pubblica sicurezza è stata intitolata alla memoria dell'agente scelto Matteo De Mego e dell'agente Pierluigi Rotta, vittime del dovere, mentre la strada di accesso alla struttura è stata dedicata alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Emanuela Loi, vittima di mafia. A Emanuela Loi, la prima donna che è caduta in un servizio di scorta, la prima donna vittima della mafia, e che diciamo io porto nel cuore, perché quando successe questa cosa io ero un giovane commissario del reparto volanti e mi colpì profondamente vedere questa ragazza così solare, così bella, aver perso la vita per fare esclusivamente quello che noi chiamiamo il nostro dovere, il servire lo Stato. Come si tornerà a scuola in autunno? Quali saranno le procedure che porteranno le scuole calabresi, che al momento sembrano inadeguate, inadatte alla piena sicurezza per gli alunni in tema di Covid naturalmente? C'è stata una riunione, un secondo incontro in Regione con i 5 presidenti delle province, con gli uffici scolastici provinciali per capire cosa fare, per sondare, anche se delle azioni sono già state messe in atto. Ne ha parlato con noi nel corso del telegiornale l'assessore regionale Savaglio, vediamo cosa ha detto.
E la scuola è il maggiore cruccio per il prossimo autunno. Come prepararsi al ritorno in classe degli alunni, alla ripresa delle lezioni, superare i problemi strutturali di scuola al momento inadeguate. L'assessore regionale Sandra Savaglio ha incontrato i responsabili degli uffici scolastici provinciali per affrontare i temi riguardanti la scuola. Abbiamo avuto l'occasione con calma di parlare molto più in dettaglio, quindi è stato molto utile scambiarsi le idee e vedere praticamente quali sono le criticità, quali sono le richieste. Ci saranno molte cose che chiaramente saranno fatte magari così per la prima volta, quindi ci saranno dei problemi ovviamente, però almeno abbiamo sott'occhio quali sono i problemi. Per esempio quello dei trasporti è stato menzionato tantissimo, il distanziamento, i banchi, utilizzare gli spazi vuoti, questo insomma l'abbiamo visto, nel senso che ci sono scuole che sono sovraffollate, altre che sono mezze vuote, laboratori che non vengono utilizzati, quindi adoperarsi per garantire il distanziamento, che è la prima cosa, il trasporto con i doppi turni, perché anche lì il problema sarà non affollare gli scuolabus. La riapertura delle scuole è prevista per il 14 settembre. Tra le tante cose da fare, l'assessore annuncia l'intenzione di sottoporre a test sierologici il personale a partire dalla fine del mese di agosto. L'ufficio scolastico regionale sta già monitorando le scuole delle province, dei paesi, ha già fatto una prima ricognizione, ci sono dei dati che mancano, sta invitando a completare le schede il meglio possibile per sapere quali sono le situazioni da affrontare il prima possibile. Sì, cioè siamo a luglio, a settembre si dovrebbe ripartire, forse il 14 settembre. Tra l'altro ieri ci è stato annunciato, io non lo sapevo, sono contenta di dirlo, che saranno fatti i test seriologici a partire dalla fine di agosto. Diciamo, tutti gli insegnanti avranno la possibilità di farlo, no? Per sapere se sono positivi oppure no, per mettersi in sicurezza. Non è obbligatorio, però io suggerisco fortemente di farlo a tutte le persone che operano nella scuola. Per dire, il 14 settembre possiamo iniziare senza virus. La cronaca, emergono importanti novità nella vicenda della sparizione e l'omicidio dell'imprenditrice Maria Chindamo, avvenuto il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi. Sentiamo. Nuovi sviluppi nella vicenda della sparizione e dell'omicidio dell'imprenditrice Maria Chindamo, avvenuto il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi nel Vibonese. Lo fa sapere l'avvocato della famiglia della donna Nicodemo Gentile attraverso il suo profilo social. Dall'attività di ricostruzione dei fatti sta emergendo, scrive l'avvocato Gentile, che la mattina del 6 maggio 2016, giorno dell'omicidio, una Golf grigio chiara con a bordo il solo conducente con tettuccio apribile, cerchi in lega, ammaccatura sul parafango anteriore sinistro, targa poco decifrabile, con ogni probabilità avrebbe avuto il compito di intercettare, osservare e segnalare gli spostamenti di Maria Chindamo nel percorso verso la sua tenuta, un elemento di fondamentale importanza, lo definisce illegale, per la comprensione degli eventi, ed è per questo che, pur consapevoli delle oggettive difficoltà, non ci arrendiamo nella ricerca della verità, chiedendo l'aiuto a chiunque sia a conoscenza di elementi utili perché Maria e la sua famiglia meritano giustizia. I fotogrammi di una telecamera di sorveglianza posizionate presso il distributore Tamoil di Laureana hanno registrato il passaggio di questa Golf che, con andatura costante e circolare, effettuava fino alle 6:58 e 28 secondi ben 10 transiti a salire e a scendere intorno al distributore. Il veicolo, sempre nello stesso orario, dice ancora Gentile, appena riconosceva la Dacia Duster di Maria Chindamo, iniziava a seguirla a velocità sostenuta e da allora però non transitava più nei pressi della benzina. Chi e perché dunque avrebbe pedinato la 44enne quella mattina? Interrogativi ai quali la famiglia dell'imprenditrice di Laureana di Borrello cerca risposta da più di 4 anni. Possibile che nessuno abbia visto nulla?
Questo della golf è un elemento che si aggiunge ai tanti raccolti in questi anni dagli investigatori e dalla Procura di Vibo, che sta cercando di chiudere il cerchio su questa intricata vicenda. Verità e giustizia per Maria, chiedono i familiari e le persone che conoscevano la donna, che ha pagato con la vita il prezzo più alto per aver scelto la libertà e l'autonomia in una Calabria ancorata ad opinioni rigidamente precostituite. La Corte d'Assise di Cosenza ha condannato all'ergastolo Giovanni Di Cicco, di 49 anni, per l'assassinio della moglie Romina Iannicelli, di 44, avvenuto a Cassano Ionio, nel Cosentino, nella notte tra il 15 e il 16 aprile dello scorso anno. Iannicelli, quando fu uccisa, era al secondo mese di gravidanza. Il marito infierì su di lei, prima tentando di strangolarla e poi finendola a colpi di bastone. Parliamo invece, torniamo sull'operazione Imponimento, perché emerge il fatto che alcuni boss regini sarebbero stati ospitati nel resort costruito dall'ex assessore regionale Stilitani. Sentiamo. L'inchiesta della DDA di Catanzaro, denominata Imponimento, ha allungato il suo monitoraggio anche sulle cosche reggine, o meglio sugli spostamenti di alcuni personaggi di spicco dei clan di quell'area della Calabria e sulle collaborazioni con le cosche di altre province. Una novità che emerge dalle carte è che due big dell''ndrangheta della città metropolitana durante una latitanza vennero ospitati nel Garden Resort di Curinga, realizzato dall'ex assessore regionale Francesco Antonio Stilitani, colpito da fermo dopo il blitz scattato 2 giorni fa. Rispetto al primo ospite, per molto tempo si è detto che fosse Rocco Morabito, capo dell'omonima cosca di Africo, detto Tamunga e attualmente latitante. Secondo le dichiarazioni del pentito Michienzi, Morabito venne ospitato un solo giorno, il latitante non si sentiva sicuro e chiese, fu accontentato di essere trasferito la mattina successiva, tra il 28 luglio e il 2 agosto 2005. Queste dichiarazioni Michienzi le rese nel 2017. Nel 2019 lo stesso collaboratore di giustizia ha rettificato la sua versione. Per una causalità aveva visto la foto di un altro latitante, quella di Giuseppe Tegano, e in lui aveva riconosciuto il boss ospitato nel Garden Resort. Ragiona e giustifica la sua rivelazione sulla prima identità col fatto che chi lo informò non gli avesse dato il vero nome della persona ospitata. Secondo gli investigatori si tratterebbe invece proprio di Rocco Morabito. Ci sono elementi a conferma di questa tesi. Tuttavia, la verità che conta in questo caso è che ad un big dell''ndrangheta sia stata garantita ospitalità e protezione durante la latitanza. Nessun dubbio circa le rivelazioni di un altro pentito, Andrea Mantella, su un altro ospite. Appunto, durante la sua latitanza al Garden Resort venne ospitato anche uno dei capi della Cosca De Stefano, Giuseppe, particolarmente attivo all'interno del suo clan che gestisce molti affari illeciti nella città dello Stretto. Incidente mortale tra San Lucido e Paola, a perdere la vita un motociclista di 45 anni, uno scontro con un'auto. E adesso riapriamo la pagina relativa al coronavirus con il bollettino regionale. Oggi 2 positivi in più. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 111.757 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.245, più 2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 110.544. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti; a Cosenza 19 in isolamento domiciliare, 435 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 1 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 260 guariti, 19 deceduti; a Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti; a Vibo Valentia 1 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il caso positivo di Cosenza è riconducibile al focolaio noto. Il caso rilevato positivo nell'ASP di Reggio Calabria è un rientro. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.284. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Dopo il caso di positività rilevato ad Altilia, nel Savuto, oggi i sanitari dell'ASP hanno effettuato esami a tampone. Intanto la stessa ASP procederà all'assunzione di 4 medici per le unità cosiddette USCA.
Eccoli i sanitari dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza muniti di scafandro per effettuare i tamponi nella struttura messa a disposizione dal comune di Altilia, dove ieri è stato riscontrato un caso di positività in contrada Maione. Circa 50 i tamponi effettuati nella sola mattinata, il lavoro che aumenta per la task force chiamata a monitorare i contatti oggi nel savuto. Nei giorni scorsi a Cosenza, dopo la scoperta del focolaio, lo ricordiamo, 17 le persone positive, un'attività intensa spesso svolta in prima persona dal dirigente Mario Marino, coadiuvato dal dottor Sisto Milito, in quanto manca personale. Non a caso il neocommissario dell'ASP di Cosenza, Cinzia Bettelini, avrebbe deciso di attingere alle graduatorie per assumere nell'immediato 4 medici da destinare alle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale attive in Calabria. Il virus circola ancora, anche se in modalità diverse rispetto ai mesi del lockdown. Lo dimostra, dicono i camici bianchi, quanto accade in queste settimane. Dunque la task force sarà rafforzata e per i cittadini è sinonimo di garanzia. Restano altri problemi, ad esempio il laboratorio dell'ospedale deputato a processare i tamponi la domenica non lavora. Ciò significa che i tamponi effettuati sabato dovranno attendere lunedì successivo. Se l'intento è accelerare dare risposte ai cittadini, chi si sottopone al tampone vive le ore d'attesa con molta angoscia. Non si potrebbe potenziare anche il laboratorio, che è nevralgico nella catena dello screening? La Procura della Repubblica di Cosenza indaga sul concorso a primario di ortopedia all'Annunziata dopo l'esposto denuncia presentato dal dottor Massimo Candela, primario di Paola, su presunte irregolarità nelle procedure di selezione avvenute nel 2017. Vediamo. La Procura di Cosenza indaga sul concorso per primario di ortopedia all'ospedale dell'Annunziata dopo l'esposto denuncia presentato dal dottor Massimo Candela, primario della divisione di ortopedia a Paola, arrivato secondo con il punteggio di 58,40 rispetto al vincitore Gualtiero Ciparrone, che ha ottenuto 72 punti e che di conseguenza ha occupato il ruolo di direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera. Il concorso risale al 7 marzo 2017. Massimo Candela ha denunciato una serie di irregolarità riscontrate nel curriculum del vincitore, incongruenze oggi all'attenzione della magistratura requirente, che riguarderebbero ad esempio la data di iscrizione all'ordine dei medici dell'attuale primario di ortopedia di Cosenza, il quale si sarebbe specializzato senza essere iscritto all'ordine, come ha fatto, si chiede nell'esposto denuncia, e ancora sull'attività scientifica. Il vincitore del concorso avrebbe elencato la partecipazione come docente a corsi, convegni e seminari anche fuori dall'Italia. In particolare c'è un congresso datato settembre 1990 a cui avrebbe preso parte prima della laurea. Date e circostanze ora al vaglio del Tribunale Bruzio. Una vicenda lunga 3 anni, una selezione per la quale il dottor Candela, difeso dall'avvocato Eugenio Bisceglia, chiede la nullità. Il caso in verità già al centro di un contenzioso pendente in sede civile nel Palazzo di Giustizia cosentino. Una storia che non ha un iter solo legale ma anche amministrativo. Massimo Candela infatti si è rivolto anche al commissario ad acta della sanità in Calabria, il generale Saverio Cotticelli, il quale in una PEC ha spiegato di aver inoltrato l'intero carteggio alla Guardia di Finanza, e al commissario dell'azienda ospedaliera Bruzia Giuseppina Palizzoli, la quale invece non ha risposto. Andiamo a Diamante adesso. È stato risolto il contratto con l'impresa che aveva vinto l'appalto per il rifacimento del porto di Diamante. La struttura torna nella disponibilità del comune. Il sindaco Magorno dice una svolta. Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, lo definisce una svolta. Il porto cittadino torna nella disponibilità del comune. La regione ha risolto per grave inadempimento il contratto con l'impresa che si aggiudicò l'appalto nel 1999. Più di 20 anni di rinvii e ritardi che hanno mortificato le aspettative della comunità. L'area sarà sgomberata da materiali, attrezzature, macchinari e mezzi d'opera. È stata già redatta una relazione che attesta lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e sarà a cura dell'amministrazione regionale riconsegnare l'area all'amministrazione comunale di Diamante.
Si tratta questa volta di una svolta realmente decisiva e possiamo dire storica nell'annosa vicenda del Porto di Diamante, afferma il sindaco Magorno, che va ascritta alla ferma volontà di questa amministrazione comunale di giungere alla restituzione di questa struttura fondamentale per il futuro della città. Il primo cittadino ringrazia la giunta regionale guidata dalla presidente Iole Santelli per aver fatto quanto fino ad ora non era stato fatto e per essere intervenuta con decisione per giungere a un esito finalmente risolutivo della vicenda. In vista della restituzione della struttura, Magorno chiede alla Regione Calabria un immediato finanziamento per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, nonché per la messa in sicurezza dell'attuale molo. È intendimento dell'amministrazione, dice, ripartire dalla struttura preesistente per realizzare un porto pubblico di esclusiva proprietà della comunità cittadina. Cartellone degli spettacoli di Armonie d'Arte Festival, artisti internazionali dello splendido scenario del Parco Scolacium, e quest'anno si punta sul Mediterraneo, vediamo. Artisti nazionali e internazionali nel ricco programma della 20ª edizione di Armonie d'Arte Festival, che in un anno diverso l'hanno caratterizzato dalle restrizioni del Covid, dalle norme anticontagio, ha deciso di marcare la presenza e andare oltre, perché, come spiegato da Chiara Giordano nel corso della conferenza stampa, da oggi il festival diventa anche nuove rotte mediterranee nella cornice suggestiva del Parco Archeologico Scolacium a Roccelletta di Borgia. Si comincerà il 7 agosto con Ramin Bahrami. Ripartire è sempre un momento di vitalità straordinaria e noi lo faremo all'insegna di alcuni aspetti fondamentali. Un nuovo sottotitolo, nuove rotte mediterranee, affinché questa nostra terra possa essere di nuovo terra di approdi e non solo di sbarchi, terra di permanenza e non solo di transiti, e le vie del Mediterraneo portatori fecondi di civiltà. Un grande personaggio, Michelangelo Pistoletto, che ci dedica un segno per l'immagine e per il mood, che non è solo estetico ma anche etico, del Festival 2020, e un grande cartellone che non mi piace chiamare tale, diciamo che invece è un grande respiro con tanti artisti internazionali che vi invitiamo a vedere su armoniedarte.com. Naturalmente è il segno di Armonie d'Arte il profilo internazionale, ci sarà tanta italianità però, perché dobbiamo avere questa forza anche in questo momento di difficoltà. L'arte e la cultura hanno sempre segnato un momento di conforto, di contrasto per le criticità, chiamiamole così. E lo spettacolo ci porta in diretta al Anfiteatro Thieri di Castrolibero, dove c'è Stefano Tanzillo, uno dei protagonisti di questa splendida serata che andrà in onda alle 21:30, a partire dalle 21:30 sugli nostri schermi, su Teleuropa Network. Contrattempi Vintage Tour, uno spettacolo per pochi, per le regole anti-Covid, sono soltanto 300 i posti disponibili, andati a ruba c'erano 1000 posti nel teatro, che si sarebbe sicuramente riempito, ma c'è Teleuropa che corre in soccorso. E diamo l'appuntamento allora a Stefano Tanzillo e ai nostri telespettatori. Buonasera a tutti, buonasera da parte mia, da parte dei miei colleghi Federico Veltri, Andrea Tanzillo, Andrea Bauleo, buonasera. Stefano Tanzillo. Vi aspettiamo dalle 21:30 in diretta su TEN, mi raccomando, insomma, qui siamo pieni, siamo veramente carichi, seguiteci anche attraverso la televisione, mi raccomando, grazie e in bocca al lupo a noi. Stefano, qualcosa sullo spettacolo, cosa dovranno aspettarsi i nostri telespettatori? Faremo un incredibile viaggio musicale, partiremo dal passato per fare ritorno al passato, partiremo da un omaggio al maestro Morricone per tornare a quello che ci scorre nelle vene, che è il melodramma, quindi se ne vedranno delle belle, ci saranno tanti ospiti, siamo veramente felici, carichi e quindi che dire, insomma speriamo veramente che la gente ci restituisca quello che noi cercheremo di donare, ecco. I 300 stanno già arrivando, è giusto arrivare in anticipo prima delle 21, poi lo spettacolo dalle 21:30 in diretta su Teleuropa Network. Buon lavoro. I 300 sono già alla porte. A presto, grazie. Buona serata, grazie. Contrattempi Vintage Tour alle 21:30. E adesso il calcio con le sfide importanti contro due toscane per Cosenza e Crotone. Ci sono obiettivi diametralmente opposti. Il Cosenza gioca una sfida contro una squadra molto agguerrita, il Pisa, quella che ha fatto più punti in questo post-lockdown, mentre il Crotone potrebbe festeggiare la Serie A contro il Livorno che è già retrocesso. Quello che spicca della giornata di oggi è una frase che ha detto Roberto Chiuzzi, che identifica la sua voglia, il suo desiderio, la sua passione.
Sono un cosentino e quindi so cosa vuol dire per me questa salvezza. C'è tutta la voglia di Roberto Chiuzzi in questa frase, la stessa che metteva quando giocava per il Cosenza. Il desiderio di vincere e compiere un'impresa lo ha trasmesso ai suoi ragazzi, ancora in corsa per un traguardo che sembrava difficile, anzi, per usare un termine utilizzato di frequente, impossibile. Domani alle 21 il Cosenza ospiterà il Pisa, altra rivelazione del torneo. I toscani giocano per restare agganciati ai playoff. Per i lupi si tratta di un altro match da risultato chiuso. Queste ultime 3 gare, più delle altre, sono partite che vanno affrontate molto con la testa. Con la testa, lo dicevo la volta scorsa, ogni momento della gara va gestito bene soprattutto sotto il profilo mentale, quindi sono 2 squadre che il Pisa è una squadra che vuole ambire ai playoff, l'ha dimostrato in tutto il campionato il suo valore. Noi vogliamo assolutamente fare questo miracolo, ci stiamo provando, stiamo davvero andando oltre. Queste 3 gare dovremo andare ancora, dovremo fare un qualcosa in più. C'è la Toscana sulla strada che porta in Serie A e il Crotone vuole arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile. Ci proverà la squadra di Stroppa a Livorno contro l'ultima della classe, ormai rassegnata al proprio destino. Sinceramente non devo pensare al Livorno, a quello che farà il Livorno. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, a come farlo, e la squadra deve mantenere le cose che ha fatto fin qui e quindi avere una grandissima mentalità, una grandissima determinazione, e con questa attenzione nei particolari, nel fare la partita, probabilmente porteremo a casa il risultato che vogliamo. E adesso ci spostiamo con Anna Franchino nelle acque del lago Arvo. Abbiamo già parlato di questo evento, assoluta novità per lo scenario silano, una gara di nuoto organizzata da Acqua Cosenza, e vediamo come ci avviciniamo a questo evento di domenica. Panorami mozzafiato per un evento unico alle nostre latitudini, il primo Miglio Acqua Libere, una gara di nuoto di fondo in acque libere organizzato dalla Cosenza Nuoto in collaborazione con Fincalabria e CONI, che si svolgerà domenica 26 luglio nel suggestivo scenario del lago Arvo di Lorica. La FIN è abituata a fare gare in acque libere, l'anno scorso ne abbiamo fatto 13 al mare, quest'anno iniziamo con quella del lago. Cambia lo scenario, ma comunque sicuramente metteremo in evidenza la bellezza della nostra Calabria, una Calabria che merita farsi conoscere. È importante perché comunque si dà un segnale di ripartenza per quanto riguarda le attività federali. Seguirà, dopo questa avremo dei campionati per quanto riguarda i ragazzi qui in piscina, quindi man mano incominciamo a portare avanti tutte le nostre attività. È stato un anno difficile, particolare, che nessuno di noi era abituato comunque a questo evento. Cercheremo di rimboccarci le maniche, di portarle avanti. Abbiamo perso, questo sì, ahimè, una stagione importante, agonistica. Una vera e propria gara nazionale alla quale parteciperanno oltre 120 atleti provenienti da tutta Italia, ma non solo, un evento per valorizzare le bellezze della nostra terra. In queste ore l'organizzazione sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. Ecco il momento in cui si eseguono i controlli della temperatura delle acque del lago che ospiterà la competizione. Si tratta di fare un miglio nautico, si parte dal battello, dal battello e si arriva fino alla zona canottaggio e ritorno, quindi è una gara importante, ma sicuramente si può fare di più, anche una 3 km, perché no una 5 km. E adesso la nostra rubrica riguardante la borsa. Chiusura poco mossa per le borse del vecchio continente. Il dato sulla disoccupazione americana ha tuttavia riportato in luce le difficoltà di ripresa dell'economia, nonostante gli stimoli approvati dalle autorità e quelli in arrivo dal Congresso USA. Sullo sfondo restano le tensioni tra Stati Uniti e Cina, rinvigorite ieri dalla chiusura del consolato cinese di Houston da parte dell'amministrazione Trump, contro la quale il governo di Pechino è pronto ad adottare contromisure. Intanto continua a preoccupare la diffusione della pandemia nel mondo, anche se proseguono con successo gli studi per la ricerca di potenziali vaccini.
A Milano il FTSE MIB archivia gli scambi in calo dello 0,7%, sostanzialmente invariati il FTSE 100 di Londra a più 0,1%, il DAX di Francoforte, l'Ibex 35 di Madrid flat e il CAC 40 di Parigi a meno 0,1%. Oltreoceano lievi ribassi per il Dow Jones a meno 0,3 e l'S&P 500 a meno 0,1. Il Nasdaq viaggia a meno 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro sale a 1,162, mentre il cambio tra biglietto verde e yen arretra a 106,8. Tra le materie prime viaggiano poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,2% a $44,2 e il WTI a più 0,3% a $42,0. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si riduce a 146 punti base, con il rendimento del decennale italiano sotto allo 0,98%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Unipol a più 4% e CNH a più 2,4%, mentre si gonfia STM a meno 0,4% dopo la mattinata positiva in seguito alla diffusione dei conti. In calo Banco BPM a meno 3,2% e Diasorin a meno 3,3%, che riduce la perdita ma resta frenata dall'inchiesta sui test sierologici che coinvolge il Policlinico San Matteo di Pavia. Grazie e buon proseguimento di serata! TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.